testimoniare una radice profonda nella nostra terra. Forse avremo occasione, insomma, stasera di raccontare anche alcune cose sulla nostra appartenenza, su quanto in Sardegna il ballo sia stato importante fin dal Medioevo, Rinascimento. Abbiamo tantissime testimonianze che parlano, insomma, di quanto sia stato significativo per tutte le comunità della nostra isola il momento collettivo del ballo rituale, delle danze di corteggiamento, insomma, di queste pratiche che a livello nazionale sono rimaste vive, molto vive qui nella nostra regione. Infatti dal punto di vista etnocoreologico tutti gli studiosi, tutti gli appassionati, tutti i ricercatori guardano con molta attenzione alla Sardegna, proprio perché, insomma, è stata una regione conservativa, una regione molto orgogliosa delle proprie tradizioni e ha mantenuto, insomma, vivo questa relazione fatta, insomma, di tradizione orale che si perpetua nel tempo. E stasera andremo a rivedere, insomma, quella tipologia di ballo del Campidano di Cagliari, quella tipologia di ballo monostrutturato, nel senso che dal punto di vista musicale ha una linea costante nell'esecuzione del suono che si trasforma in passi, micropassi, vibrati, tremoli ritmici, tutto quel patrimonio repertorio, insomma, del ballo popolare interpretato dagli uomini e dalle donne. E nel corso del tempo, soprattutto nel Novecento, il ballo cominciava a diventare anche occasione per, per il corteggiamento organizzato dagli uomini e anche per diversificare, insomma, tutti gli aspetti del ballo, quando man mano si cominciavano a formare anche diverse tipologie di divertimento di questo tipo. Allora con Subale Ogai era una di quelle grandi occasioni molto attese, perché in realtà c'è sempre un uomo in più nella comunità e quindi chiede costantemente di sostituire altri uomini nella formazione della coppia e poi alla fine, quando il ballo terminava, quando il suonatore, e allora i balli duravano anche tantissimo a dire il vero, quando il suonatore smetteva la sua suonata, se questo danzatore, insomma, non aveva era rimasto senza la dama, ovviamente doveva pagare da bere a tutti. Insomma, erano delle piccole cose che rendevano ancora più piacevole e divertente il gioco. Subalo de Ogai, in realtà, di sostituire, di levare, di togliere, insomma, di far cambio con la donna, e tutto questo attraverso la struttura musicale delle doppie launedas, quindi da una sonata a concordia. E abbiamo già anticipato che Michele Deiana e Graziano Montigi avranno occasione, insomma, di trascinare il ballo partendo proprio da Graziano che userà uno degli strumenti della famiglia numerosa delle launedas, userà su violassio, mentre invece punta e organo è lo strumento che utilizzerà Michelino Deiana. Quindi tutto questo per Subale Ogai per cominciare la festa internazionale, ma ripeto universale per la nostra isola con i balli della nostra regione. Quindi buona festa, buona musica e buono sguardo del ballo a tutti voi.